Con noi Raffaele Padrone, portavoce del sindacato FSP Polizia, buonasera. Grazie direttore, grazie Tania. Allora, sabato si è concluso il festival, adesso le faccio una sorpresa, si è concluso il festival di Sanremo. Non no? canto io, Meno male, verrebbe da dire. A Sanremo. Ecco, evento mass mediatico, insomma, numero uno di questo scorcio dell'anno, e rovistando su internet è uscita questa foto che adesso pregherei la regia di mettere in onda. Eccola qua, una foto del 2011 dove c'è anche il nostro Raffaele Padrone. Ecco, cosa facevate fuori dal teatro Ariston con le macchine della polizia? Mamma mia, E le bandiere del sindacato? sì, intanto mi vengono i brividi perché torniamo indietro di 11 anni, quindi grandi ricordi. Questa è storia sindacale. Questa è veramente storia sindacale, cari signori. Lì chiaramente non, come stasera, non eravamo andati per cantare, ma per cantarle forse, per cantarle al nostro dipartimento, al nostro ministero. Lì siamo 2011, praticamente eravamo già senza contratto da 2 anni, 3 anni. I colleghi che stavano proprio facendo servizio d'ordine, perché vedete, è facile proporre, fare gli eventi, fare le kermesse, fare in grande stile. Dietro queste manifestazioni ci sono colleghi che lavorano da giorni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico della manifestazione, ma all'interno di tutta la città. Bene, pensate che lì siamo andati a protestare perché già nelle edizioni dal 2009 al 2011 3.000 ore di straordinarie non erano ancora state pagate ai colleghi che operavano durante la manifestazione, e nel corso chiaramente degli anni erano passate inosservate sotto banco queste ore di straordinario, 3.000 ore. Credo che abbiamo scelto il palcoscenico più importante dell'anno per questa eclatante protesta sindacale, insomma. Sì, abbiamo fatto... Ha sortito qualche... Sì, ha sortito che chiaramente... Guardi, noi sapevamo già, perché lì c'è il mio collega, quello a fianco a me, il mio collega vice segretario nazionale Pantanella, poi c'era il segretario provinciale, quella volta era UGL Polizia, poi cambiamo un nome, di Sanremo, e il segretario regionale chiaramente della Liguria. Sapevamo di andare un po' a creare anche problemi ai colleghi che, imbarazzati di vederci arrivare in 80 di noi, liberi da servizio. Noi eravamo praticamente come la massima rappresentanza sindacale, anche forse un po' contrariamente a quello che era la politica nostra di interrompere un programma del genere, però così siamo riusciti a far pagare ai colleghi quelle famose 3.000 ore. Quelle, vedete, ci sono le macchine, se la regia può fare, sono macchine, avevamo costruito quelle macchine proprio in 3D, veramente fatte bene, che abbiamo ancora in segreteria. Sono macchine in cartone, polistirolo e cartone compressato, che praticamente rappresentavano le problematiche. Noi avevamo i mezzi, la benzina, si ricorda quel periodo, andammo chiaramente alla kermesse maggiore, dove sicuramente avremmo dato fastidio. Mi ricordo che venne fuori il direttore del teatro, venne fuori il direttore di Rai, fummo intervistati da tantissime televisioni, radio, e grazie a Dio, insomma, riuscimmo in quella maniera a far pagare queste ore. Questa è storia sindacale, no? Questa è storia, poi la invito ad andare a guardare l'anno successivo, quando ci siamo presentati davanti a casa di Berlusconi, addirittura tutti con le maschere di Berlusconi, ma proprio per questo tipo di proteste, che oggi francamente non ci sono più. Quindi una tipologia diversa di protesta, chiaramente, non è che mancano le proteste, ma tipologie diverse di fare sindacato. Questo è. D'altronde i vecchi possono ricordare queste immagini, i giovani dicono: ma impazziti? Sì, impazziti, però erano le maniere forti per far capire che
che le condizioni vanno rispettate da entrambe le parti. Vanno rispettate perché noi abbiamo doveri poi, appunto, e diritti, ma abbiamo portato a casa il risultato bene così. Sì, è stato veramente una bella cosa. Guardi, le posso dire, aggiungere questo, che l'altro giorno mi ha chiamato, l'ho sentito che parlava di questore, mi è venuto in mente anche questo aneddoto, ha chiamato il questore che avevo quella volta, e ha chiamato il mio questore e mi ha detto: stai attento padrone perché è periodo di Sanremo. Sento una cosa in chiusura, rapidissimamente, no? Devo farle una domanda. Prego. Volevo sapere la sua opinione. Insomma, la polizia è tornata sotto l'occhio del ciclone per le manganellate agli studenti, che effettivamente non è stato un bello spettacolo, è stata una reazione sproporzionata, insomma, Certo. di fronte a dei ragazzini di 16 anni che protestavano, insomma, per questioni anche importanti. Sì, certo, su questo noi abbiamo anche scritto, qua ci mettono nelle condizioni veramente di lasciar tirare le uova a Confindustria, per non andare poi a manganellare e dover intervenire sui ragazzi che hanno manifestato su questo episodio. Questo è la mancanza, l'anello che manca, che è quello della politica, che ancora non riesce a gestire queste situazioni e scarica sulla polizia, sulle forze dell'ordine ogni volta le risposte che noi diamo. Chiaro, la polizia, dicevo, non è lì per andare a dare le manganellate, la polizia è lì per difendere le istituzioni. Se lei attacca le istituzioni dobbiamo intervenire. Noi in altre occasioni, lei le ha viste, anche a Torino, ci siamo levati i caschi, proprio per questo, perché cominciamo a essere stufi anche noi, nel momento dell'ordine pubblico, dover intervenire su dei ragazzi perché la politica prima non ha fatto nulla. Questo è il vero problema. Abbiamo anche avuto altri episodi, però ripeto, non puntiamo il dito per favore sulle forze dell'ordine, non per lei. Ho capito, era per arrivare a una sintesi, cioè il discorso va gestito e risolto in fase politica. Esatto. Prima di dover arrivare a situazioni estreme come quelle che abbiamo visto. Esatto. Benissimo, grazie a voi. Padrone, e appuntamento alla prossima settimana. Grazie. Sabato sera un commerciante di origini pakistane si è dato fuoco in centro a Oderzo, un gesto disperato giunto in seguito ad una multa ricevuta perché sprovvisto di Green Pass.